Danni per oltre 40 milioni di euro, quelli stimati dall'amministrazione di Castelfranco a seguito del maltempo del 25 giugno scorso che ha causato l'esondazione dell'Avenale. Il sindaco Stefano Marcon ha convocato una task force con Regione, Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, Genio Civile e Settore Difesa del Suolo per cercare di capire come prevenire futuri disastri di questa portata, anche se viene ribadita l'eccezionalità dell'evento che ha colpito l'area castellana e che in futuro l'intelligenza artificiale potrebbe essere di grande aiuto. 120 mm in 4 ore è un record storico, non si era mai verificato nel bacino nostro e quindi è un indicatore nuovo. Questo a mio modo di vedere servirà per aggiornare i modelli matematici che poi producono le previsioni meteo piuttosto che gli interventi che si dovranno fare quando si parla dei tempi di ritorno di precipitazioni simili. Di questo ne abbiamo parlato anche nel tavolo coordinato oggi dal sottoscritto assieme ai consorzi di bonifica, i 3 che gravitano nell'area di Castelfranco, assieme alle autorità di bacino. Oggi partiremo in una raccolta e condivisione di dati da inoltrare alle autorità di bacino, i quali provvederanno a riaggiornare le mappe e cercare di trovare delle soluzioni che in parte magari abbiamo indicato o potremo indicare per salvaguardare il bacino dell'Avenale, Castelfranco Veneto e tutta l'area che gravita sulla gestione delle acque del torrente Avenale e del Muson. Bacini di laminazione, nuovi terreni da utilizzare come casse di espansione, si stanno valutando tutte le possibilità per mettere in sicurezza l'area che era già stata colpita un mese prima da un'altra ondata di maltempo anomalo. È necessario sicuramente fare una cassa di espansione a nord di Castelfranco, a sud di quelle attuali e fare anche un accordo e una cassa di espansione a sud per garantire un maggior deflusso delle acque dalle fosse di Castelfranco. Nel frattempo il governo ha stanziato per il Veneto 26 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Un primo importante intervento, ha commentato il presidente Zaia, che però dovrà certamente essere integrato con ulteriori ristori nel prossimo futuro.